La Galleria Oretaria di Roma, protagonista tra maggiori gallerie alla edizione 2012 di Roma Contemporary. Quali sono gli artisti che presenta in questa edizione? Dunque, come al solito lo stand della nostra galleria diventa una piccola personale di noi galleristi, abbiamo mescolato presenze importanti dei nostri artisti storici e poi le giovanissimi artisti che lavorano costantemente con noi, quindi ci sono da Pistoletto, Zorio, Spalletti e Merz, ai giovanissimi invece Christiane Leur, Esther Stocker, Arthur Duff. Quindi grandi nomi, storicizzati diciamo, e giovani emergenti. Come risponde il pubblico a questa offerta variegata? Beh, il pubblico è curioso, fortunatamente abbiamo avuto un opening che ha avuto una grande attenzione, un grande afflusso di pubblico, considerando il periodo che non è dei più felici la cosa è stata, come dire, considerata positivamente. Il mercato è un'altra cosa, è molto più lento, probabilmente non tutto si definirà qui in fiera, però l'importante è che ci sia curiosità e passione. Fuori dalla fiera, in galleria, c'è un ospite d'eccezione, Gilberto Zorio. Sì, in galleria c'è il terzo appuntamento in galleria, noi abbiamo 9 anni di vita e questa è la terza mostra di Gilberto Zorio in galleria ed è una mostra che comunque è diversissima dalle precedenti due, perché lui è veramente molto fresco e molto giovane.